Sapete cosa rende un ecosistema forte o debole di fronte al cambiamento? La risposta è la biodiversità. La biodiversità è la varietà della vita in tutte le sue forme e si compone di 3 fattori collegati tra loro: la diversità degli ecosistemi, la diversità delle specie e la diversità genetica. Più questi fattori sono intrecciati tra loro, più la trama è fitta e resistente. In altre parole, più alta è la biodiversità, più la natura stessa è resiliente al cambiamento. Purtroppo però la situazione attuale non è affatto delle migliori. Le iniziative per la conservazione della natura, prese a livello locale e attive in tutto il mondo, non sono infatti sufficienti a cambiare la rotta e gli ecosistemi sono in profonda sofferenza. In Europa la maggior parte degli habitat si trovano in una pessima condizione, mettendo a repentaglio i 3/4 delle specie che vi abitano. Recenti stime dicono che buona parte delle specie animali e vegetali continuano a scomparire ad un ritmo da 100 a 1000 volte superiore alla media naturale. È stato addirittura calcolato che dall'invenzione dell'agricoltura abbiamo fatto fuori una specie ogni 20 minuti. Caccia, pesca, deforestazione, agricoltura intensiva e cambiamento climatico hanno alterato gli ecosistemi, condannando migliaia di specie ogni anno. Secondo gli esperti stiamo insomma assistendo alla 6ª estinzione di massa, ovvero alla peggior moria dopo quella che ha portato alla scomparsa dei dinosauri. Solo che stavolta il famoso asteroide siamo noi. Questa estinzione di massa si completerà nel giro di una manciata di secoli, che sulla scala dei tempi geologici è praticamente un battito di ciglia, e questo rappresenta per noi una seria minaccia. La biodiversità, infatti, fornisce all'uomo tutto ciò di cui ha bisogno, è completamente gratis. Se facessimo una stima del valore dei beni e dei servizi prodotti dalla biodiversità, questo ammonterebbe a ben 2/3 del PIL globale prodotto in un anno. La perdita della biodiversità, insomma, influisce sul cibo che mangiamo, sull'acqua che beviamo e perfino sulla nostra economia. Che si tratti di incendi, inondazioni o epidemie, tutti questi eventi dipendono dalla perdita della biodiversità. Secondo gli esperti, riuscire a proteggere buona parte degli habitat e delle specie entro il 2030 è fondamentale per riuscire a fermare e invertire questa drammatica tendenza. Ecosistemi, specie e diversità genetica insieme formano il fitto tessuto della biodiversità che è fondamentale per la sopravvivenza degli organismi sulla Terra e quindi anche per la sopravvivenza del genere umano. Nessuno può dire quale sarà l'ultima creatura che, scomparendo, porterà con sé anche la nostra possibilità di sopravvivere.